Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai nostri titoli. Dopo le parole di Morra, che ha detto di non aver votato 5 Stelle alle regionali, il deputato Parentela invoca provvedimenti dai vertici. È grave, dice Parentela, che un senatore e portavoce del movimento non sostenga il movimento. Vincitori e vinti, tra outsider e cadute eccellenti, il nuovo Consiglio regionale ha preso corpo, adesso si guarda al governo che verrà, le aspettative dei partiti e gli impegni della Santelli. Lancia una bottiglia incendiaria contro la sede della banca dopo la mancata apertura di un conto corrente. È caduto a vivo l'autore del gesto, un 42enne disoccupato di Rondiolo. Maxi sequestro tra la Calabria e altre regioni del nord dalla Guardia di Finanza, scoperto una frode fiscale di 160 milioni, estorsioni, usura e autoriciclaggio, 18 le persone arrestate. L'ex consigliere regionale Pietro Giamborini è stato posto ai domiciliari dal Tribunale del Riesame, che ha annullato l'aggravante mafiosa e coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott. Solo promesse ma nessuna certezza. Nell'ospedale Giannettasio di Rossano si attende la riapertura di cardiologia, ma dopo le proteste nessun impegno concreto. La Fondazione Lanzino attiva un progetto per l'alfabetizzazione informatica destinato alle donne vittime di violenza. Porta bene al Catanzaro il ritorno del tecnico Auteri, la squadra vittoriosa a Lentini mantiene il piazzamento play-off. La politica dunque in apertura con lo scontro interno al Movimento 5 Stelle, perché dopo le parole del senatore Nicola Morra, che ha detto di non aver votato 5 Stelle alle regionali, c'è la replica del deputato Paolo Parentela che invoca provvedimenti da parte dei vertici. Vediamo. Questa è l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, in cui lo stesso ammette di non aver votato 5 Stelle per ambiguità in lista, dice. Il senatore pentastellato, già durante la campagna elettorale per le regionali calabresi, aveva preso le distanze dal candidato scelto dal suo partito, il professor Francesco Aiello, tirando in ballo parentele scomode. Morra aveva così annunciato il suo disimpegno per le regionali e nell'intervista al Corsera ribadisce di non aver votato per nessuno alle elezioni. Non mancano le reazioni all'interno del partito. Per Paolo Parentela, deputato dei 5 Stelle e coordinatore della campagna elettorale in Calabria, è grave che un senatore e portavoce del Movimento 5 Stelle non sostenga il movimento. Tutto quello che è stato fatto, anche se sono stati fatti certamente degli errori, doveva indurci ad andare avanti tutti insieme, spiega il deputato calabrese. Non si abbandona il territorio e il Movimento 5 Stelle, anche nei momenti di difficoltà. Così è stato fatto un danno all'interno del movimento con queste sue dichiarazioni. Secondo Parentela, lo statuto parla chiaro. Qui ci sono delle chiare violazioni delle nostre regole, quindi, prosegue, questa cosa dovrebbe far riflettere anche i vertici. Non sta a me dire cosa deve essere fatto, va avanti Parentela. Io osservo semplicemente che se un portavoce non appoggia il movimento sul territorio e dichiara di non averlo votato, secondo me è grave. È una mancanza di rispetto, conclude Parentela, nei confronti dei candidati e degli attivisti che in Calabria ci hanno messo la faccia ed erano in trincea. Come già anticipato ieri sera, il nuovo Consiglio regionale ha preso corpo tra conferme e novità. Ancora tante le reazioni all'esito del voto, ma l'attenzione è sul governo che verrà. La pagina politica. Certo ci sarà da lavorare perché bisogna far quadrare i conti, nel senso che gli equilibri vanno mantenuti, le forze che hanno partecipato a questa competizione elettorale vincendo, quindi sostenendo la candidatura di Jole Santelli, risultata essere vincente, anzi stravincente a guardare i numeri. Adesso aspettano di vedere un po' di visibilità che hanno, come dire, stava nei patti del pre-elezioni. Ma che cosa ci restituisce questa competizione? Intanto che siamo in bipolarismo pieno, affermato, deciso, non è praticamente cambiato nulla, sono rimasti fuori sia il Movimento 5 Stelle che la proposta di Carlo Tanzi, che è la vera novità di questa competizione elettorale, perché con una
una lista e con un movimento che non ha avuto nessun tipo di sponsorizzazione da partiti, da organizzazioni, ha raggiunto oltre il 7%, una bellissima affermazione. Certo, però non serve per varcare la soglia del Consiglio regionale, ma è di per sé una novità. Ha intercettato il voto di malcontento, il voto antisistema, come si dice, ma non è stato sufficiente. Però è un segnale che i partiti devono comprendere, devono decodificare, devono capire, devono analizzare bene se si vuole guardare al futuro. Ma intanto il Consiglio regionale è già bello e pronto. Vediamo per esempio quali sono risultati essere i più eletti. Abbiamo un esponente a sud della Calabria e un esponente al nord della Calabria. Nicola Irto con 12.568, Gianluca Gallo con 12.053 voti di preferenza. Uno appartiene al Partito Democratico e l'altro alla lista di Forza Italia. Già i due partiti che hanno vinto sostanzialmente le elezioni, perché il PD risulta essere il primo partito, tant'è che Zingaretti domani sarà in Calabria per congratularsi con coloro i quali hanno lavorato per ottenere questo risultato. Alcune volte per guardare avanti, per progettare una nuova stagione c'è bisogno anche di accettare la sconfitta, e forse Zingaretti ha messo in conto anche questo. Comunque domani verrà e parlerà del rilancio del Partito Democratico, e Forza Italia, che risulta essere il partito a 15 punti, 15.2, adesso 12.2, la memoria non mi inganna, se la memoria non mi inganna, è una affermazione importante, tenuto conto, e se si raffronta per esempio i voti ottenuti in Emilia Romagna da Forza Italia. Quindi la Calabria si conferma una sorta di roccaforte del partito di Berlusconi, e proprio dal sud, proprio dalla Calabria, avendo anche l'espressione del presidente della regione, che Forza Italia può cominciare a muoversi in questa direzione. Che cosa c'è ancora all'interno della composizione del nuovo Consiglio regionale? Ci sono per esempio poche donne, 2 sono le donne elette. Guardiamo adesso la scheda, sono Tilde Minasi della Lega 2288 e Flora Sculco con 6043. Una dei democratici progressisti, che in sostanza era la lista messa in piedi dopo aver trovato un accordo con il presidente uscente Mario Olivieri e Zingaretti, dici tu presenta i tuoi, metti in una lista e vediamo se riescono a prendere voti. Flora Sculco risulta essere super votata. E poi c'è Tilde Minasi che rappresenta la Lega, l'altra novità eclatante di questa competizione elettorale. 5 anni fa non era presente, adesso intercetta l'11%, da un partito che cominciava la sua corsa da zero. È un ottimo risultato per Salvini, che invece si consola forse un po' in Calabria dopo la non esultanza preannunciata prima del voto in Emilia. Vediamo invece i più eletti nelle altre liste, perché è vero che sono rimasti fuori 5 Stelle e Tesoro di Calabria, però ci sono dei consensi che vanno sottolineati. Davide Tavernise, per esempio, del Movimento 5 Stelle, che ottiene 2241 voti, e Sandro Pezzi del Tesoro di Calabria, che ottiene 1139. Ora, prendere 1139 voti di preferenza in un movimento nato da poco tempo, senza nessun sostegno di partito, senza nessuna manifestazione di grande respiro, di grande coinvolgimento, è sicuramente un risultato incoraggiante. Ma poi ci sono anche i delusi, coloro i quali partivano con i favori del pronostico. C'è Luigi Guglielmelli, che era il segretario uscente, segretario commissariato del Partito Democratico, fino all'ultimo rimasto fedele al presidente uscente Mario Oliverio, che si sente tradito per quello che erano le aspettative. C'è Pino Gentile, che rimane fuori dal Consiglio regionale dopo tanti anni di politica, dopo tanti
50 anni di militanza e di presenza in Consiglio regionale. L'altra sorpresa è il fatto che Giuseppe Giudice Andrea, anche lui consigliere regionale uscente, rimane fuori dall'assise regionale, così come Mauro Dacri, che pochi giorni prima della presentazione della lista ufficiale abbandona il centrosinistra, abbandona i compagni di viaggio per i quali aveva lavorato con la giunta Oliverio per sposare l'idea del Iole Santelli, quindi era nella lista Iole Santelli presidente, che non ce l'ha fatta, si è fermato a 3.298 voti. Anche Franco Sergio, un consigliere uscente, anche lui appartenente alla compagine iniziale di Mario Oliverio, tant'è che era dentro il gruppo Oliverio presidente, che si trova a un certo punto a dover cambiare, ha cambiato decisamente schieramento, lo ha fatto però in tempi non sospetti, criticando aspramente il lavoro fatto da Mario Oliverio. Anche lui ha preso 2.367 voti. E poi c'è Antonio Scalzo, anche lui del centro-sinistra, è passato al centro-destra, aveva scelto di candidarsi con il partito dell'UDC e ha totalizzato 4.364 voti. Andiamo alle aree geografiche, partiamo per esempio dallo Ionio Cosentino. Guardate gli eletti, che sono Gianluca Gallo, come già detto, il primo eletto, e Giuseppe Graziano, un ritorno in Consiglio regionale dopo la nota vicenda. I due erano stati protagonisti della vicenda legata al seggio conteso, poi alla fine il Tribunale ha deciso per Gianluca Gallo e Graziano era stato messo fuori dal Consiglio regionale. Adesso entrano entrambi in Consiglio regionale, Graziano lo fa con il centrodestra e lo fa con l'UDC, adesso sono compagni di schieramento, quindi fino a ieri si sono fatti la guerra, ma è politica naturalmente, adesso si ritrovano nella stessa coalizione. Chi sono i delusi di quest'area della Calabria? Si aspettavano più voti. Il sindaco di Trebisacce fino all'ultimo è rimasto in bilico per il seggio in Consiglio regionale, Franco Mundo, che ha ottenuto 4.606 voti. E poi un'altra delusione, quella di Ernesto Rapani, già coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che non ce l'ha fatta, si è fermato a 2.733 voti. Nel Tirreno Cosentino ci sono anche qui gli eletti, alcuni a sorpresa, come per esempio Antonio De Caprio con 3.000 della lista di Forza Italia, 3.782, una performance non attesa, è un outsider questo. Graziano Di Natale, questo era il candidato sul quale Paola, la città di Paola, aveva puntato e ottiene 4.752 voti di preferenza, quindi l'elezione. Giuseppe Aieta, 7.000, consigliere regionale uscente, 7.454. C'è da dire che Giuseppe Aieta fino all'ultimo momento è stato legato al presidente uscente Mario Oliverio. Quelli che invece nel Tirreno Cosentino non ce l'hanno fatta, la vediamo subito, qual è la schermata, sono Basilio Ferrari, sindaco già di Paola, che racimola appena 652 voti, partiva con altri presupposti, con altre aspettative, con altre ambizioni. E poi c'è Luigi Novello, che manca l'elezione per una manciata di voti, perché riesce ad ottenere 5.001 voto, si presentava con la lista Salvini. Questo è il quadro, adesso tocca a Iole Santelli mettere insieme i pezzi e cercare di trovare la quadratura del cerchio, lavorando su un passaggio chiave, che è quello del vicepresidente della Giunta, e poi sugli assessorati forti, e questa è la partita. Nel Regino la nuova geografia politica disegnata dal risultato elettorale, vediamo. Il day after delle elezioni lascia come sempre gioie e delusioni. Reggio e provincia non fanno ovviamente eccezione. Tutti, esperti, cronisti e osservatori, concordi nel ritenere che la sorpresa autentica porti il nome di Nicola Paris. Il consigliere eletto con l'UDC è anche consigliere comunale a Reggio Calabria. Un big super votato resta Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale uscente. Farà parte questa volta della minoranza, per lui comunque oltre 5.000 voti.
In Forza Italia l'affermazione personale dell'ex presidente della provincia Giuseppe Raffa c'è, ma non gli basta per ottenere uno scranno. Entra in consiglio invece Domenico Giannetta, aveva fatto uno scampolo nella passata legislatura, adesso sarà presente dalla prima riunione. Go-in per Giuseppe Neri, ex centrosinistra, candidato con Fratelli d'Italia. Nelle file del partito di Salvini viene eletta Tilde Minasi, già assessore comunale di centrodestra a Reggio Calabria. Pollice in alto per Giacomo Crinò, candidato della Locride, ottiene ottimi voti e viene trainato in consiglio per effetto del premio di maggioranza. Centrosinistra dolente, non confermati gli uscenti Giovanni Nucera e Domenico Battaglia. Il loro consenso viene giudicato deludente. Ma forse il dato più disastroso tocca Mimma Pacifici, per lei appena 178 voti. In Consiglio regionale entra invece Marcello Anastasi di Io Resto in Calabria, una delle liste che ha sostenuto la candidatura di Pippo Callipo. La cronaca adesso: smantellata un'organizzazione criminale composta da soggetti vicini a membri di una famiglia 'ndranghetista da tempo radicata e operante in Lombardia e un gruppo criminale di origine calabrese. 18 gli arresti della Guardia di Finanza, scoperta una frode fiscale da 160 milioni di euro. Beni mobili e immobili e disponibilità finanziarie detenute in Italia e all'estero per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina a 20 indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, estorsione, usura e autoriciclaggio, eseguite anche misure di custodia cautelare personale ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle prime ore di questa mattina circa 300 finanzieri dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello Scicco di Roma hanno eseguito in Lombardia, Piemonte, Lazio, Val d'Aosta e Calabria un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano, dando esecuzione ad oltre 50 perquisizioni locali e domiciliari su tutto il territorio nazionale ed estero, con il supporto anche del personale delle forze di polizia della Croazia e della Confederazione Elvetica. I provvedimenti rappresentano l'epilogo di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, che ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale composta anche da soggetti vicini a membri di una famiglia 'ndranghetista da tempo radicata ed operante in Lombardia e a un gruppo criminale di origine calabrese operante sul territorio meneghino. Scoperta inoltre una complessa frode carosello all'IVA nel settore delle telecomunicazioni, attuata mediante l'utilizzo di una fitta rete di società cartiere filtro site nei paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea, intestate a prestanome con precedenti anche per associazioni di stampo mafioso e traffico di stupefacenti. Il meccanismo di frode ha consentito al sodalizio criminale di evadere dal 2015 al 2018, mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre 160 milioni di euro, le imposte ai fini di IVA ed IRES per oltre 34 milioni di euro. Individuati inoltre 2 coniugi esponenti di una nota cosca 'ndranghetista e un soggetto condannato per reati di mafia che erano stati assunti all'interno di imprese coinvolte nel meccanismo fraudolento. Nel corso delle indagini sono stati anche ricostruiti in capo al dominus dell'associazione plurimi episodi di usura e connesso autoriciclaggio, nonché un'estorsione commessa con tipiche modalità mafiose. Lancia una bottiglia incendiaria contro la sede della banca dopo la mancata apertura di un conto corrente accaduto questo pomeriggio a Vibo Valentia. L'autore del gesto, un 42enne disoccupato di Rombiolo. Ecco i danni causati dalla bottiglia incendiaria lanciata contro l'ingresso di una banca a Vibo Valentia, il gesto compiuto da un disoccupato dopo il rifiuto da parte dell'istituto di credito di aprire un conto corrente. Momenti di tensione questo pomeriggio in pieno centro, dove è situata la locale agenzia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. L'uomo, un 42enne di Rombiolo, ha lanciato la molotov dandosi poi alla fuga. Il fatto è accaduto alle 14. A quell'ora nei locali c'era un solo dipendente che è rimasto bloccato all'interno perché l'incendio originatosi ha mandato in tilt il sistema di apertura delle porte. Il fumo poi ha rapidamente invaso i locali. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che dopo alcuni minuti concitati sono riusciti ad entrare e a portare fuori l'impiegato, che è stato condotto in ospedale per accertamenti. L'uomo che ha lanciato la bottiglia incendiaria si è poi costituito in questura. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della polizia.
Torna in libertà l'imprenditore di Lamezia Terme Pino Cuomo, arrestato lo scorso 19 dicembre nel corso della maxi operazione Rinascita Scotto contro le locali di 'ndrangheta nel Vibonese. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP aveva disposto i domiciliari per Cuomo, accogliendo così la richiesta del suo difensore, l'avvocato Mario Murone. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Avrebbe aggredito fisicamente e minacciato di morte la madre a seguito di litigi scaturiti da questioni economiche, colpendola con pugni e schiaffi. Un 21enne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Palmi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP di Palmi. Le indagini avviate dai carabinieri nel novembre scorso hanno fatto emergere le responsabilità del giovane che da circa un anno aveva assunto un comportamento aggressivo e violento nei confronti della madre e della sorella minorenne. L'uomo è stato condotto in un'abitazione diversa da quella di residenza. Viaggiavano a bordo di un'auto presa a noleggio con più di 1,6 kg di eroina purissima. 2 donne di 28 e 36 anni, entrambe di Taranto, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza a Roseto Capospulico. I finanzieri di Montegiordano hanno fermato la vettura e il cane antidroga C-Quanto, dopo una perquisizione più accurata dell'abitacolo, ha ritrovato 3 panetti di eroina nascosti all'interno di un sedile posteriore. La sostanza sequestrata avrebbe consentito di confezionare circa 10.000 dosi. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 150.000 euro. Passa dal carcere ai domiciliari Pietro Giamborino, ex consigliere regionale della Calabria, accusato di appartenenza alle cosche vibonesi dei Piscopisani e dei Fiaré Razionale, oltre che di traffico di influenze e corruzione elettorale in concorso con i politici Adamo e Incarnato. Giamborino è arrestato lo scorso 20 dicembre nel corso della maxi operazione denominata Rinascita Scott. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha riqualificato l'accusa di associazione mafiosa in quella di concorso esterno in associazione mafiosa, annullati anche il capo relativo alla corruzione elettorale e quelli relativi al traffico di influenze illecite, accogliendo così gran parte delle richieste del difensore. Giamborino ha lasciato il carcere di Reggio per recarsi nella propria abitazione dove sarà detenuto in regime di domiciliari. A Corigliano Rossano si attende che venga riaperto il reparto di cardiologia dell'ospedale Spock, chiuso nel mese di dicembre per carenze igienico-strutturali. Un intero comprensorio spera che al più presto venga riaperto il reparto di cardiologia dello Spock Corigliano Rossano. Decine di migliaia di persone che agli inizi del mese di dicembre hanno appreso che l'unità collocata all'interno del presidio ospedaliero Giannettasio avrebbe smesso di funzionare per carenze igienico-sanitarie. Da quel momento, come avviene spesso in Calabria, è stato un susseguirsi di comunicazioni ufficiali, post sui social e voci incontrollate. Insomma, il solito battage che ha fatto perdere di vista la vera priorità, ossia la riapertura del reparto delle unità di terapia intensiva, non prima di aver concretizzato il restyling e il potenziamento delle strutture. Adesso che la riapertura sembra possibile, sono terminati i lavori al quarto piano del nosocomio, dove sarà ospitato il nuovo reparto, si spera che tutta la struttura sanitaria venga riorganizzata al meglio. La carenza di personale ha portato a utilizzare medici e infermieri provenienti dal plesso chiuso in altre unità che si trovavano sguarnite. Insomma, il rischio è che l'ospedale continui a subire situazioni di vuoto o di surplus di lavoro per gli operatori effettivamente in servizio, con conseguenti e inevitabili disagi per l'utenza. Cresce il divario tra nord e sud e il PIL pro capite delle regioni del nord-ovest è doppio rispetto alle regioni del sud. Della Calabria ancora fanalino di coda, l'ultima istantanea scattata dall'Istat. La Calabria si conferma l'area più povera del paese, emerge dall'ultimo report dei conti economici territoriali tra il 2016 e il 2018 pubblicato dall'Ufficio Studi dell'Istat, e così il PIL pro capite vede in cima alla graduatoria l'area del nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36.000 euro, quasi il doppio di quello del mezzogiorno, pari a circa 19.000 euro annui. Cresce dunque il divario tra l'area più ricca del paese e il sud, e la Calabria è fanalino di coda su diversi parametri,
trimestre, la flessione del prodotto interno lordo, indice che misura il livello di ricchezza di un territorio che segna meno 0,8%, e ancora la capacità di spesa delle famiglie, dove la Calabria registra un tasso ancora più basso della media nazionale, visto che in un anno segna appena lo 0,41%, e poi il PIL pro capite con 17.000 euro, il valore più basso a livello nazionale. La Calabria però rimane in testa alle classifiche per lavoro nero e irregolare. È la regione in cui il peso dell'economia sommersa e illegale è massimo, con il 21,8% del valore aggiunto complessivo. Si chiama Autonomamente del progetto di alfabetizzazione informatica per donne in difficoltà, presentato oggi a Rende dalla Fondazione Lanzino. La Fondazione Lanzino, anzi la Casa di Roberta, è porto sicuro per le donne in difficoltà, vittima di violenza. In 3.000, anzi qualcosa in più, sono state seguite in un solo anno. I dati si riferiscono al 2018, l'impegno storico di Franco e Matilde Lanzino, riconosciuto dal Tribunale di Cosenza, con il quale la Fondazione lavora in sinergia e con la Regione Calabria, al fine di salvare ragazze e bambini e consentire loro di costruirsi un futuro, un percorso, quello dall'uscita dal tunnel, che, spiega Matilde Lanzino, passa attraverso la regola delle 3P. La prevenzione. Noi lavoriamo molto sulla prevenzione con i giovani, con l'informazione, con la formazione più che informazione per i giovani. C'è la protezione, lo facciamo attraverso il CAV, il centro di ascolto, lo facciamo anche attraverso la ospitalità residenziale delle donne con i figli. Tutti dobbiamo fare un passo avanti, che è quello di pensare alla promozione per queste donne, cioè proprio per le donne, nel senso che devono essere aiutate anche a trovare un lavoro, devono essere aiutate a uscire da questa sottomissione che ha frenato anche la loro crescita personale, sociale, di relazione. Lo avete sentito, promozione, che vuol dire anche dare alle donne gli strumenti per essere indipendenti economicamente. Oggi la presentazione del progetto Autonomamente per l'alfabetizzazione informatica. Il progetto è rivolto a donne in difficoltà che hanno il desiderio, o comunque noi cerchiamo di sviluppare il desiderio per una crescita personale, individuale. La BCC Mediocrati ha promosso un incontro dedicato al finanziamento delle piccole e medie imprese. Resto al Sud è un incentivo per avviare o rafforzare le imprese locali, con un occhio di riguardo a quelle create dai giovani. La misura, inizialmente riservata alle regioni obiettivo 1, è stata ampliata. Alla fine del 2019 le BCC aderenti erano 65 su 83 istituti, 288 i finanziamenti erogati, di cui 71 in Calabria. La BCC Mediocrati ha voluto promuovere una giornata di lavoro dedicata al tema, con il convegno Fare Impresa in Calabria. Coinvolti i commercialisti di Cosenza, ma anche Invitalia e Icrea Banca Impresa, che fanno squadra per sviluppare i progetti di Resto al Sud. È una misura che contempla la possibilità di creare nuove imprese in Calabria e in tutte le regioni del Mezzogiorno. È una misura agevolata dallo Stato. Per quanto riguarda Mediocrati ci crediamo molto. Tanto è vero che le nostre attività si rivolgono soprattutto per quanto riguarda le nuove start-up ultimamente, per quanto riguarda le nuove iniziative, ed è, mi permette di dire, non soltanto un momento economico ma soprattutto sociale. Il poter dare la possibilità a tanti giovani di rimanere nella loro terra, non lasciare i propri territori, ma soprattutto creare cultura d'impresa e avviare attività produttive in questa terra, è un argomento molto molto sensibile. Da sottolineare il grande coinvolgimento dei giovani, e questo fa ben sperare, forse finalmente si abbandonerà la cultura della ricerca del posto fisso. Era il nostro obiettivo con questo evento, gli interlocutori erano molto qualificati e abbiamo dato la possibilità a tanti giovani di accedere a delle notizie che magari in altri modi non avevano modo di poter usufruire. Per non dimenticare la Shoah, iniziativa in una scuola a Nicotera nel Vibonese alla presenza del rabbino della Sinagoga di Roma.
Le parole del rabbino maggiore della sinagoga Bet Shalom di Roma per non dimenticare milioni di ebrei deportati, fatti prigionieri, uccisi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. L'incontro a Nicotera nel Vibonese, nei locali dell'Istituto Dante Alighieri. L'evento nella settimana dedicata al ricordo della Shoah, in cui le parole hanno il compito, è stato sottolineato, di trasmettere speranza. Sicuramente la cultura e l'umanità passa di generazione in generazione. La storia non si studia solo sui libri, anzi sappiamo spesso i libri vengono redatti a seconda di una o l'altra corrente. La storia orale, quello che raccontano i nonni, credo che siano gli insegnamenti più preziosi e colpiscono i ragazzi perché, come la parola ricordo è collegato al cuore, quindi mettere nel cuore quello che è avvenuto, appunto ascoltando le parole dei più anziani si capisce, si comprende e diventa una parte di noi stessi, del nostro cuore e della nostra esperienza. Un evento che ha coinvolto i ragazzi in diverse attività, un confronto per riflettere, per conoscere ciò che è stato, affinché non accada mai più. Siamo alla pagina sportiva, torna Gaetano Teri sulla panchina del Catanzaro e i giallorossi conquistano un successo importante in trasferta. L'effetto Auteri c'è stato, il Catanzaro ha trovato 3 punti alla prima uscita dopo il ritorno del tecnico siracusano, un successo sul campo della Sicula Leonzio che porta i giallorossi a quota 35 in classifica, che vuol dire 6° posto, una base da cui ripartire in chiave playoff con una squadra rinnovata, non soltanto in panchina. Il vantaggio ospite al quarto d'ora di un primo tempo dominato dai calabresi, sul calcio di punizione battuto da Corapi, uno dei nuovi acquisti, e deviato verso la porta da Riggio, appostato sul secondo palo. Nel gol c'è lo zampino, forse decisivo, di un difensore bianconero che tocca la sfera nel tentativo di salvare Adamonis. La reazione dei padroni di casa non sortisce effetti, allora il Catanzaro a raddoppiare a 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora su ispirazione di Corapi, ma stavolta la deviazione è di Tulli, ex compagno al Trapani, che di testa beffa l'estremo siciliano. Nella ripresa i bianconeri provano a rientrare in partita, Lescano su punizione non trova lo specchio, il gol che riduce le distanze arriva più tardi con Grillo che chiude al meglio una bella triangolazione. Il Catanzaro, che aveva sfiorato la terza rete con Bianchimano, incassa il colpo e rischia moltissimo sul colpo di testa di Catania, che Bleve neutralizza a stenti con l'aiuto della traversa e di un po' di fortuna, salvando il risultato. Adesso il meteo in chiusura. Una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore condizioni di spiccata instabilità, in particolar modo sulla fascia tirrenica. Le temperature comunque rimarranno ancora lievemente sopra media. Domani diffuse precipitazioni sulla fascia tirrenica, specie in serata, quando potranno risultare di carattere moderato o localmente forte. Sempre in serata, deboli nevicate sulle vette di Pollino e Sila. Poco o parzialmente nuvoloso sulla fascia ionica, con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie ed ancora sopra le medie. Domani molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio, venti moderati da ponente, con rinforzi sul golfo di Corigliano e sul golfo di Squillace. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.